Venezie Channel. Oggi siamo in trasferta, siamo a Castelfranco Veneto, siamo da un amico perché c'è un evento molto interessante, molto direi anche importante, perché avere un ospite di questo livello non è da tutti. E siamo con Giancarlo Saran, personaggio eclettico vorrei dire, no? Perché ti sei occupato di cultura, ti sei occupato del polo museale, ti sei occupato di tantissimi argomenti e oggi sei qui e ci hai portato una chicca, una tappa di un percorso che il nostro ospite ha fatto, oggi è l'ultima tappa di questo percorso per presentare un libro. Però vorrei lasciare a te l'onore di presentare questo personaggio misterioso che per molti invece è ben conosciuto. Beh, noi abbiamo veramente l'onore di avere a Castelfranco Veneto un carissimo amico che è il dottor Riccardo Ruggeri. Riccardo Ruggeri è una figura un po' particolare perché magari non è conosciuto al grande pubblico, ma è un nome che nella storia del sistema industriale del nostro Occidente ha lasciato una traccia profonda, poi approfondiremo. E la sua vita è interessantissima, meriterebbe un film, ma intanto lui si limita a pubblicare dei libri e ci troviamo a Castelfranco Veneto per una presentazione da Ferro Wine per raccontare di America un romanzo gotico che è l'ultima creatura del dottor Ruggeri. Però, dottor Ruggeri, prima di darle la parola, noi vorremmo sapere qualcosa di lei. Lei è nato a Torino, l'anno lo possiamo anche risparmiare, ma in un contesto molto interessante. Sì, cioè io sono nato in una portineria della Torino nobile, dove la caratteristica di quell'epoca, siamo alla metà degli anni 30, era che questi palazzi nobili in realtà avevano raggiunto una integrazione totale, nel senso che ai piani terra c'erano i poveri, il più povero era il portinaio, poi al piano ammezzato, perché è nella Torino sabauda, quindi è quella dei portici, nel piano ammezzato c'erano le piccole professioni, l'ostetrica, la modista, professioni che non ci sono più oggi. Al piano nobile, come si chiamava, che era il secondo piano, c'erano il conte e la contessa. Sopra il conte e la contessa c'era un grande alloggio dove c'era un grande professionista della Torino che contava. E nella fattispecie era l'architetto Sozzas, che era il padre dell'architetto Sozzas, che è morto alcuni anni fa, a 91 anni, e che è stato un celeberrimo personaggio della cultura, dell'arte. Sopra questo c'erano i figli del conte e della contessa, e sotto i tetti, cioè nelle mansarde, c'erano durante il periodo scolastico i figli dei proprietari terrieri piemontesi che venivano a studiare all'università. Una volta non si chiamavano mansarde, bensì soffitte, no? Soffitte. Ma a Torino sono mansarde perché è costruita secondo il modello francese di Parigi. Quindi era un melting pot in salsa sabauda. Lì, io ho visto la vita, io ho imparato tutto lì. Se poi sei portinaio e sei uno attento, portinaio nel senso che io ero un bambino, ma vedevo come si comportava mia nonna, non parlava mai, ma guardava tutto, nulla sfuggiva a mia nonna, e quindi io ero il suo aiutante. Però la sua è una storia che già è cominciata in un contesto particolare, ma come lei stesso ricorda più volte, lei con merito ha avuto modo di percorrere un ascensore sociale che l'ha portato fino al piano attico. Vogliamo parlare di questo periodo? Sì. Allora, il mio destino da piccolo era segnato, nel senso che il mio futuro era diventare un operaio Fiat. Che diventare un operaio Fiat a quell'epoca era una cosa importante. Un operaio Fiat, tanto per dare un'indicazione, guadagnava il doppio di un tramviere, cioè quelli che guidavano i tram, e uguale o molto di più di un impiegato comunale. Quindi siamo nell'elite. È uno status particolare l'operaio Fiat. Quindi io
essendo mio padre, mia madre, mio nonno operai Fiat, non avevo nessuna preoccupazione del futuro. Ero certo che sarei entrato e sono entrato infatti in Fiat. Addirittura per entrare come operai allora si entrava per concorso, che era un concorso scritto solo, perché non si poteva fare l'orario. Siamo un po' invidiosi di quei tempi, oggigiorno ai concorsi non si fanno neanche per cose ben più importanti. E poi ho passato fino a 40 anni, io sono rimasto un operaio, poi avevo fatto un po' di carriera, diventavo impiegato, occupavo delle posizioni da travette, come si dice in Piemonte. A 40 anni, per un insieme di circostanze che sarebbe lungo raccontare, e in brevissimo tempo, visto che io mi ero interessato molto, poiché il lavoro che facevo era un lavoro sostanzialmente stupido, almeno io lo giudicavo stupido, avevo tanto tempo per studiare. E quindi mi sono interessato senza nessuna motivazione, ma semplicemente così perché era di moda allora, di moda però nell'accademia, non tra gli operai, di studiare sociologia, che stava nascendo, la sociologia degli anni 60. E quando Umberto Agnelli decise di spaccare la Fiat in 3, chiamò dei consulenti americani e io fui messo in questo team, si direbbe oggi, insieme a una serie di altre persone, tutte però di alto livello, le altre persone. E gli americani capirono rapidamente che io ne sapevo più degli altri perché avevo studiato. E per questo motivo iniziò un mio percorso rapidissimo, per cui il mio ascensore ci mise pochissimi anni ad arrivare al piano alto. Lei nel corso di questo percorso con il suo ascensore, però all'interno di Fiat Holding, ha avuto modo di trattare con delle persone che hanno fatto la storia del secondo Novecento. Possiamo parlare di Gheddafi, chiaramente nell'ambito della Fiat, come non ricordare Valletta o Dante Giacosa. Ma tornando alle sue attività internazionali, come si è trovato a trattare con questi personaggi? Cosa ha letto nei loro volti? Perché come Gheddafi è stato Saddam Hussein o anche la regina d'Inghilterra? Allora, anzitutto facciamo una distinzione. La mia attività era sostanzialmente, io ho fatto una rapidissima carriera, ma a me venivano affidati le cosiddette mission impossible, non si usava questo termine, cioè delle aziende, delle attività che nessuno voleva, perché questo è il punto. Battaglie forse già un po' perse? No, erano quasi certe, erano aziende molto malmesse e nessuno si andava avendo delle posizioni alte. Io che avevo invece una grande voglia di applicare le mie teorie organizzative e strategiche, due termini che allora erano poco usati, mi dedicai a questo e passai la mia vita a ricevere delle aziende di cui venivo nominato amministratore delegato e dove il problema era se portare i libri in tribunale fra 6 mesi o un anno. Questo era la mia. Non so se sbaglio, per esempio uno di questi era anche la Fiat Trattori. Ma questo viene dopo. Viene dopo. E quindi queste erano le aziende e passando da un'azienda all'altra ci mettevo grosso modo 2 anni e mezzo a metterle a posto. Ho incontrato anche altre attività, poi torneremo su questi nomi che colpiscono, no? Saddam Hussein, ma lasciamo perdere. E poi infine mi viene dato l'incarico più importante, uno degli incarichi che nel campo del management è passato alla storia del management, perché è un caso di successo, semplicemente perché è un caso, non si raccontano i casi di insuccesso. E questo è il caso in cui la Fiat, nella persona di Gianni Agnelli, d'accordo con il suo amico Ford, decidono di
mettere insieme due aziende sostanzialmente, come si dice in termini tecnicamente fallite, che erano la Fiat Trattori Movimento Terra e la Ford Tractors, eccetera, eccetera. Aziende più o meno equivalenti, di dimensioni colossali, nel senso che erano presenti in 140 paesi, avevano stabilimenti in 21 paesi e avevano 34.000 dipendenti, quindi numeri colossali con perdite colossali. Mi viene affidata questa attività, io non sono la prima scelta, non sono mai stato la prima scelta, nella fattispecie sono la terza scelta perché i primi due che avevano dei nomi prestigiosi hanno detto siete mica matti che io mi metta in questa cosa qua. E questo è stato il grande successo della mia vita e lì ho conosciuto la regina d'Inghilterra, ma semplicemente perché mi ha dato un premio molto importante all'azienda. Poi invece l'altra attività, gli altri nomi importanti, perché una delle aziende che andavano male della Fiat erano quelle dei prodotti militari ed è attraverso questi prodotti che io ho avuto forse gli anni più belli della mia vita, perché non erano delle attività eticamente non a posto, nel senso che io tutto ciò che facevo era autorizzato dall'ONU, autorizzato dal governo italiano, in stretto collegamento con i servizi segreti, quindi non c'era niente di questo è il primo. Poi a un certo punto io esco dalla Fiat, perché sarebbe un'altra storia lunga, rifiuto una serie di posizioni importanti che il governo, in particolare Ciampi, mi offre e io decido di non fare, che non avrei mai più fatto l'amministratore delegato. E quindi inizio un'altra attività, cioè voglio fare l'imprenditore. Una cosa stupida perché avevo già 60 e passa anni e l'imprenditore si fa quando si ha 20 anni, 30 anni. Però non era il mio mondo perché siamo alla metà, oltre la metà degli anni 90 e siamo in pieno boom della cosiddetta New Economy, quando Tiscali valeva più della Fiat, no, siamo in quell'epoca lì. E io dico questa non è la mia epoca, io aspetto la crisi, che arriverà di sicuro, perché tutto ciò che facevano era proiettato per la crisi. E così a questo punto quando poi è arrivata, ho aperto quattro start-up in vari settori. Di questa una è andata a finire molto male, ci ho rimesso anche molti soldi. Una l'abbiamo chiusa perché era troppo in avanti sui tempi. Nel business se sbagli anche di essere troppo avanti la paghi. Noi fortunatamente non l'abbiamo pagata, ci siamo ritirati. Una è andata molto bene, l'ho venduta e l'altra è diventata l'azienda di famiglia che seguono mia nuora e mio figlio. Nel 2008 succede un punto importante della vita, e cioè io intuisco che, e lo scrivo nel libro che racconta la mia vita, che è del 2007, io capisco che la crisi che sta arrivando sarà una crisi drammatica e durerà tanti anni. E su questo libro, che si chiama Una storia operaia, io dico questo durerà almeno 20 anni. E questo diventa il mio mondo, nel senso che l'azienda di famiglia, mia nuora e mio figlio e i rispettivi consorti, perché sono cognati, non hanno bisogno di me. Sì, certo, mi chiedono la consulenza, sono bravi, l'azienda va bene, quindi. E di conseguenza decido di non lavorare più a pagamento
e decido di dedicare la mia vita a un obiettivo che può apparire ridicolo, perché è chiaramente un obiettivo irraggiungibile, però è il mio obiettivo, cioè capire in che mondo vivranno i miei 4 nipotini, che sono tutti nati dopo il 2000 e che secondo me saranno non loro 4, ma quella generazione lì sarà quella che ci salverà. Questa è una mia idea, passando attraverso un processo che sarà molto faticoso per andare avanti. Il libro sostanzialmente racconta questa vicenda scegliendo l'America, perché l'America per me è sempre stata il luogo dove inizia e finisce il mondo, nel senso che quello che succede in America poi torna. Quindi noi abbiamo visto che la sua avventura umana e professionale è passata attraverso diverse tappe, tutte molto coinvolgenti. Ma vorrei fare un passo indietro, ed è quando è iniziata questa crisi epocale, che ai suoi prodromi ci sono con la caduta del muro di Berlino, perché da lì dopo si sono innescati grossi cambiamenti che lei ha tradotto con un'espressione molto bella, che però vorrei descrivesse lei, che è quella di un fenomeno frizionale. E da quando si è innescato questo cambiamento, che come avviene nella storia dei prodromi e poi magari esplode, che così viene anche percepito da tutti, ma alcuni lo annusano prima, lei nelle sue analisi si basa su una sua teoria che è affascinante, che è quella dell'analisi dei segnali deboli. Allora, quando lei gestisce un'azienda fallita, il suo compito, il suo problema non è ovviamente trovare una strategia alternativa per metterla a posto, però lei non la può trovare se segue tutti i parametri classici del management, cioè guarda i bilanci, fa le analisi, chiama i gruppi di lavoro, i consulenti, tutto. Se lei fa quello, muore nel frattempo, l'azienda muore, perché ogni giorno che passa perde una quantità di soldi. Allora lei deve avere questa sensibilità che non è vendibile, è personale, che deriva dalla grande esperienza che lei ha avuto e che ha avuto la capacità di cogliere partendo dalla portineria. Mia nonna capiva quelli che erano a posto e quelli che non erano a posto, e io percepivo queste cose qui. Certo, a volte sbagliava, ma se lei prende una decisione e si accorge con grande velocità e si accorge che è sbagliata, con altrettanta velocità la cambia. Chi invece è basato ci mette un tempo infinito. Questo è il discorso dei segnali deboli. Esatto, saper cogliere da piccoli segnali. Il libro è pieno di segnali deboli, perché il libro è scritto nei 9 anni che vanno dal 2008 al 2017. Il libro c'è anche così, viene chiuso, cioè spedito all'editore il giorno che Trump viene nominato Presidente degli Stati Uniti. Infatti molti che l'hanno letto dicono che io ho una certa predisposizione verso Trump. Non è assolutamente vero, ma poi spiego perché. Perché in realtà io do giudizi solo su un termine che uso spesso e lo uso nella sua versione inglese, perché da noi non è la stessa traduzione, che si chiama execution. Cioè lei può avere delle idee meravigliose, avere delle strategie straordinarie, raccontare delle storytelling stupendi, ma deve decidere, e quando decide quello si chiama execution. Io, i miei collaboratori e di conseguenza quelli che analizzo, mi rifiuto di giudicarli su ciò che dicono, Su quello che fanno. ma quello che fanno. Infatti Obama viene giudicato a
un certo capitolo dopo quasi 18 mesi che è presidente. E io lì capisco chi è Obama e tutto il libro mi confermerà questa valutazione negativa. Proprio Sulla capacità. Beh, un presidente degli Stati Uniti, cioè anzitutto così per informazione ai lettori, il presidente degli Stati Uniti viene giudicato per due cose. Viene giudicato sulla base dell'economia. Se nei primi 4 anni sbaglia sull'economia non viene rieletto, quindi l'economia gli serve per essere rieletto, ma il giudizio vero è sulla politica estera. La politica, Obama sarà giudicato uno dei peggiori presidenti degli Stati Uniti, secondo me. E poi lasciamo il giudizio su altri presidenti, a cominciare da The Donald, il presidente Trump, alla lettura del libro che vi ricordo, America, un romanzo gotico, edizioni Marsilio. Ma arriviamo a uno degli aspetti più affascinanti del suo libro, che lei deve tradurci e farci capire: le felpe californiane. Chi sono? Dunque, allora, essendo io un grande innamorato e anche un sostenitore dell'America, che io ho conosciuto negli anni 70, e perché ero e sono un appassionato di quell'America, perché in America il capitalismo, che nella sua forma classica è il sistema che può non piacere, ma è il sistema, non ne abbiamo trovato un altro che sia equivalente. Essendo io un liberale, mi definisco nature, perché oggi sono tutti liberali liberisti, liberali libertari, aggiungono delle cose. L'America di allora era veramente liberale, nel senso che andava al potere, prendiamo un uomo contestato come Reagan, e Reagan prendeva delle decisioni in tempi rapidissimi, importanti. Queste decisioni erano sostanzialmente di abbattere le tasse in modo drammatico, licenziare i famosi 13.000 controllori di volo che attraverso i loro scioperi bloccavano l'America, e passano 8 anni e viene sostituito da un nuovo presidente democratico, il quale cosa fa? Fa l'opposto di quello che ha fatto, e quindi aumentava le tasse ai ricchi, aumentava le tasse un po' meno a quelli medio-alti e riduceva e dava welfare ai più poveri, cioè faceva ridistribuzione del reddito. L'America è andata avanti così per 100 anni, ma la cosa straordinaria è che cresceva, ogni volta cresceva, c'era un differenziale tra la ricchezza prodotta dal presidente Rapport e da quella ridistribuita. E l'ascensore sociale è nato in America, la classe media è diventata sempre più potente e una gran parte della classe media stava diventando elite ed establishment. Tutto questo è finito quando purtroppo sono andati al potere 3 presidenti, Bill Clinton, George Bush e Obama, che hanno in realtà non fatto più, è un po' quello che sta succedendo adesso in Italia o in Francia, quando si dice non sono né di destra né di sinistra, è l'inizio della fine. Ma noi vogliamo sapere delle felpe californiane. Allora, questo era per introdurre questo discorso. Le felpe californiane sono, come io chiamo queste società chiamiamole di internet, chiamiamole come vogliamo, che oggi hanno i primi 5 posti a Wall Street, cioè Amazon,
Apple, Facebook, Google e Microsoft hanno i primi 5 posti e hanno preso il posto di nomi prestigiosissimi come Exxon, come General Electric, eccetera, eccetera. Quando io sono andato la prima volta in America, all'inizio degli anni 70, mandato dalla proprietà, dalla Fiat, a studiare le aziende più innovative che c'erano, io ne individuo 5. Ecco, di queste 5 che non cito, per queste 5 sono tutte fallite nel 2008. E qui c'è un altro punto fondamentale: le aziende falliscono non per colpa del mercato, non per colpa dei sindacati, non per colpa dei dipendenti, ma per il management o per la proprietà, che non è il management, che è la stessa cosa. Perché si fallisce? Si fallisce perché non si rispettano certe regole, e le regole sono la concorrenza. Queste aziende sono tutte aziende che hanno, senza dirlo, e questo è grave, hanno l'obiettivo di diventare monopolisti. Uccidere il mercato. Uccidere tutto. D'altra parte è evidente dai comportamenti che hanno, no? È evidente, mi sembra, no? Cioè ci sono dei capitoli interi scritti che le società queste start-up californiane, ce n'è un'infinità, quelle che hanno successo, devono aver successo prima dei 7 anni, più o meno come marito e moglie, la crisi dei 7 anni. Quando hanno successo vengono comprate da queste e uccise definitivamente, perché l'obiettivo finale è il monopolio. Io personalmente questo non lo posso accettare come liberale e secondo me sbagliano. Infatti, mentre 10 anni fa io scrivevo queste cose ed ero abbastanza solitario, oggi tantissime persone ormai lo dicono apertamente e quindi mettono in discussione, hanno capito qual è il giochino. Il giochino è che non c'è niente di gratis, cioè se Facebook non mi fa pagare, io voglio pagare Facebook, voglio pagare Twitter, ma tu non puoi non farmi pagare e rubarmi i miei dati. Io decido se venderteli o no. Questa è una dimostrazione eclatante di questo. Questo introduce, dottor Ruggeri, a un'altra considerazione molto importante, perché lei ha detto che ha voluto scrivere questo libro per capire quale sarà il futuro dei suoi nipoti, ma ha anche detto che queste nuove generazioni saranno quelle che ci salveranno da una crisi molto lunga, che è una crisi strutturale. Nel frattempo però queste aziende monopoliste, queste felpe californiane e i loro derivati, stanno modificando il codice genetico delle nostre società. Lei dice in un passaggio molto bello: loro non vogliono dei cittadini tout court, vogliono dei cittadini zombie. Consumatori. Cioè, questo è il punto, è questo. Cioè, quando lei prenda 2 esempi americani, l'esempio di Henry Ford, fa l'automobile, equivale all'iPhone, no? Nel 1910 è l'iPhone del 1910. Cosa fa lui? Lui, quando capisce che questo business è straordinario, per renderlo ancora più straordinario, aumenta lo stipendio dei suoi operai. Al punto che gli operai Ford, e Agnelli aveva copiato da lui quando pagava il 30 al 40% di più i suoi operai, sarebbero diventati i suoi clienti. E quindi si creava un collegamento molto forte. Questi fanno esattamente l'opposto, cioè hanno creato la gig economy,
mettono a punto con le app questi lavoretti. Uber è un esempio eclatante di questi lavoretti, andando a distruggere il tessuto connettivo industriale. Io non ho niente in fatto che ci sia uno che faccia concorrenza ai taxi, ma gliela deve fare nella stessa condizione. Non è che quello che fa concorrenza ai taxi non paga le tasse e Uber non paghi le tasse, ma vada a pagarle in un posto dove paga lo 0,75. Cioè, la concorrenza deve essere uguale. Questo in America è già successo. In America nel 1910 c'erano 5 aziende che erano il top, perché sempre andavano, ed erano tutte monopoliste. Theodore Roosevelt va al potere e le distrugge tutte e 5. Rockefeller viene spaccato, i treni vengono spaccati, il petrolio viene spaccato, le telecomunicazioni vengono spaccate. Quella è la strada. Non pubblicizzarle, spaccarle. I monopoli si spaccano. E quello che io non condivido è che curiosamente i nostri intellettuali, che sono così violenti contro i monopoli statali, non capisco perché non lo siano con i monopoli privati, perché è la stessa cosa e loro ci riducono a diventare dei consumatori. Questo è il tema veramente drammatico, perché il passo dopo, lo sappiamo tutti, è il reddito di cittadinanza. A quel punto tu hai manodopera disperata di cui tu puoi decidere, non dico persona per persona, ma famiglia per famiglia, cosa mangia quel signore là. Dice lei è il contrario di quanto era stato fatto con gli operai Ford, Fiat, eccetera, cioè si abbassa il valore del lavoro fino a che il lavoro diventa... Quando tu uccidi il lavoro, te hai ucciso tutto. Cioè, questo è il discorso. Quello che il lavoro è dignità. Cioè te, una persona, perché dovrebbe... Ma questo vuol dire uccidere la scuola, questo è un meccanismo. Cioè il meccanismo è chiarissimo, nel mio libro viene fuori in modo chiaro. Se vincono loro, ci saranno il 10% di lavori di altissimo livello, molto ben pagati, che sono i maggiordomi di loro 5, e poi ci saranno tutti il resto. Dottor Ruggeri, però lei ci ha insinuato dei dubbi, ci dà un ottimismo sul lungo termine, però queste nuove generazioni che noi vogliamo identificare nei coetanei dei suoi nipotini, come possono crearsi degli anticorpi? No, ma io credo che a un certo punto è compito nostro. Io ho dedicato ormai la mia vita, vale ovviamente niente, ma ho dedicato la mia vita a queste cose qui, a parlarne, a scriverne, perché e vedo anche dopo l'uscita di questo libro ho ricevuto delle straordinarie mail, una l'ho anche pubblicata ovviamente di persone che erano allevate in ma capiscono, sono dentro queste aziende e capiscono il pericolo. Nel libro c'è scritto, c'è un passaggio molto, molto particolare che è cosa dice all'inaugurazione dell'anno accademico 2016-2017 il rettore della facoltà di lettere di Harvard. Se lei lo legge così fa già venire i brividi, ma se lo legge uno come me, che quando era piccolo, non è che leggesse quando era piccolo cosa scriveva Goebbels, gli viene altro che la cosa, perché vuol dire snaturare l'individuo in nome di questo simbolo. Però prima nel viaggio che abbiamo fatto per arrivare fino a qui, lei ci ha detto che ci sono appunto, come dicevi tu Giancarlo, anticorpi, no? Cioè oggigiorno la rete internet ci dà la possibilità di informarsi e di approfondire gli argomenti, quindi di conoscere. Io sono molto fiducioso adesso,
Io sono un grande sostenitore della rete, anche se sono vecchio, sono un grande sostenitore della rete perché la rete ci salva. Cioè, già sulla rete si vede, anzitutto non riescono a creare delle famiglie, ma ci sono anche dei metodi per creare le controfamiglie. Per sfuggire Dalle cose. E di conseguenza più ci saranno informazioni sulla rete. Il fatto, ad esempio, ovviamente a me spiace moltissimo, essendo un giornalista, che i giornali vendano sempre meno, mi dispiace, ma è una salvezza, perché queste persone riceveranno, quando sentiranno qualcuno fuori dal coro, che è il compito che mi sono assegnato, fuori dal coro, potranno dividerlo o non condividerlo, però c'è una voce altra, e la rete ha questa possibilità, perché lei oggi, se lei, come noi che facciamo i giornalisti, lei viene licenziato, ieri veniva licenziato, lei l'ha fregato, lei oggi viene licenziato e si fa un blog. Infatti c'è un passaggio molto bello riportato in un'intervista in cui lei racconta tutta la sua vicenda professionale e appunto descrive come alla fine, in questo suo ultimo capitolo di vita passato in maniera molto all'attacco, in trincea, lei dice che il giornalismo mi ha cambiato la vita. Devo ammetterlo, il mio mondo, quello con cui mi sono confrontato per 30 anni, era quello degli operai, dei sindacalisti, dei manager, degli azionisti, dei consigli di amministrazione. Ma il giornalismo mi ha avvicinato ai problemi dei lettori, quindi dei cittadini, e ciò mi ha fatto ancora di più amare l'Italia. Questo e molto altro ancora lo possiamo leggere su America, un romanzo gotico di Riccardo Ruggeri, edizioni Marsilio, un libro imperdibile.